Alla Villa di Doggi si è tenuta la cena per gli auguri di Natale e di Capodanno. C'eravamo anche noi. Il 2011 è stato un anno di transizione, quello che alle spalle lo conosciamo, molti hanno sofferto, c'è la mancanza di prospettive, c'è la mancanza di fiducia. Io credo che il 2012 sarà migliore, perché? Perché la fiducia la dobbiamo trovare in noi stessi, nelle nostre genti, nella nostra voglia di fare, nei nostri imprenditori, commercianti, artigiani, piccole e medie imprese, industriali, agricoltori, e sono questa la parte vera, e i nostre grandi famiglie che hanno voglia di lavorare, che hanno voglia di fare, che hanno voglia di progredire e dare un futuro alle nostre genti, e questo è il nostro fattore vincente. Vedrete che questo sarà il fattore vincente per il 2012. Il 2011 è stato un anno particolarmente faticoso, anche se i risultati sono stati ottimi, è stato ottimo dal punto di vista del turismo. Forse l'agricoltura, anzi senza il forse, ha sofferto molto di più, e anche l'artigianato. Però io credo che l'impegno comune, pensando anche di sviluppare questi settori, possa sicuramente con l'andare del tempo, non so se già nel 2012, ma forse con gli anni futuri, avere dei risultati. L'augurio è di un sereno Natale nelle vostre famiglie, perché credo che nei momenti di difficoltà gli affetti familiari siano la cosa più importante. Sindaco, com'è andato il 2011 a Meolo? Il 2011, nonostante la crisi economica, a Meolo non è andato male, perché abbiamo delle opere importanti come la casa di riposo, che prevede di ospitare 120 anziani non autosufficienti, che aprirà i battenti nell'estate del prossimo anno, e poi il cantiere del casello di Meolo sulla A4, che è già avviato, è a buon punto, si prevede l'apertura per la primavera del 2013. Un augurio ai nostri telespettatori, ce lo fa? Certo, un augurio di buon Natale a tutti voi e a tutte le vostre famiglie, e un 2012 migliore sicuramente del 2011. Ce lo fa un augurio di buon anno ai nostri telespettatori? Certamente l'augurio che mi sento di farvi è veramente di un felice Natale, ma assieme al felice Natale auguro a tutti gli amici, che ne vedo tantissimi e mi dispiace di essere arrivato tardi, però credo che queste serate siano molto importanti per riunire ancora le truppe del PDL. Un augurio ai nostri telespettatori? Beh, che pur nelle difficoltà che l'economia mondiale, europea ci costringe a muoverci, ci sia la voglia di fare. Un invito a tutti a darsi da fare, perché ne usciamo tutti assieme bene. Io ne sono un ottimista inguaribile e sono convinto che ce la faremo. Agli amici spettatori di Cronache Venete, tanti auguri di uno splendido Natale e di un sicuramente più felice anno 2012. Grazie a voi.